Amici di Directa Sport, buon pomeriggio a voi e a tutti gli amici riuniti al bar Barcollo di Barisardo. Quest'oggi 16ª giornata del campionato di promozione Girone A per partire dalla panchina. Palla al centro, ci prova subito da dentro l'area. Ignazio Picciao, palla ottima per lui, battuta subito la punizione. Si incuna in area, la palla al centro, che lotta con l'Iliu, l'esperienza col fisico, magari prova la conclusione. Festa, a conclusione, a giro, palla che si spegne poco sopra la traversa. Picciao, il tiro a giro e il salvataggio sulla linea. Mainas, Festa, limite dell'area, entra in area, il cos'è di Festa, palla che si spegne fuori sulla destra di Murru, batte subito Picciao verso Festa, la conclusione di Festa che aveva sorpreso la difesa ospite. Calcio d'angolo, battono il gioco del Barisardo, la palla messa al centro, la rovesciata, tentata. Festa al limite, entra in aria Festa, la conclusione di Festa. Quarti per l'Arbus, batte veloce Paulis, chiedono il cambio a fallo Piruti, Lillio, la cross al centro e la rete! Il vantaggio dell'Arbus al 17esimo del secondo tempo su una rimessa laterale battuta veloce da Paulis, il cross di Lillio, 1 contro 1. Fotazzuri tira a giro a cercare anche sul secondo palo Tapin, invece Luca Floris, e arriva il triplice fischio del direttore di gara del signor Argiolas di Cagliari. Al Santa Sofia Arbus batte Barisardo 1-0, la rete decisiva di questo match al 63esimo minuto da parte di Ignazio Picciao. Sul triplice fischio Mattia Bullita vi saluta e vi ringrazia Alberto Tosini per l'immagine e la cura tecnica e vi rimanda ai prossimi programmi di Directa Sport.